Ma cosa si è messo? Gli occhiali da Wertmüller si è messo stasera, scusi. Ma non ridete anche voi. No, mi ha fatto impressione perché non me l'ha fatti vedere prima. Comunque, mi scusi. Prego, prego, accanto si mette pure comodo. Pubblico dove è? A casa? A casa stasera a casa perché faceva freddo. No, va bene, A casa. va bene. Capita, non è che... No, è che anche, voglio dire, dopo certi appuntamenti è normale che poi... Appuntamenti dalle parti della Lombardia, dice. Appuntamenti milanesi. Perché... Tra l'altro, se sapevo mi vestivo anch'io da mascherato, come voi, da carnevale. Vabbè, il periodo, comunque non vede niente lei, cosa sta dicendo? No, Non stavo vede? dicendo, vestono sempre così oppure in occasione della serata che ci Ma sono? non faccio, adesso non si mette a fare il simpatico. Lei non si sente perché parla e non è neanche collegato. E perché? Oh. Perché avevo detto Perché così, la di sta- fare così. La avevo stavano detto- sabotando. avevo la detto Infatti. di fare così. Va non- bene. Diceva, allora- al posto di criticare, si è visto come è vestito lei. Ben giunti a questo ennesimo appuntamento con Canzonando. Continuano le sfide, Sì. prosegue questo campionato che abbiamo lasciato interrotto Sì. per le vacanze di Natale, perché noi facciamo le vacanze di Natale un po' lunghe. E siamo andati in vacanza, siamo andati. Leghiamo Natale con Carnevale, no? Arriviamo più o meno vicino A Pasqua. 15 giorni prima di Pasqua, abbiamo ripreso con, prima della Quaresima, perché poi di Quaresima siamo di magro e quindi non facciamo gli scemi. No, è chiaro. Ecco, E infatti perché siamo tutti di magro. siamo tutti, proprio tutti, qui no, se andiamo avanti meno lei, devo dire la verità. Lo bue, dico, se qui andiamo avanti così... Siamo Tra di un po' magro. diventiamo, cioè, proprio di cosa c'è il trasparenza. pigiamino della Image? Cosa si è messo? Ma dobbiamo fare sempre questa cosa qua. No. Ma lei lo sa che io qui ho uno spiffero enorme, cosa devo fare? Poi devo anche cantare, scusi, Ma non scusi, ho capito. abbiamo un ospite Ma appunto, invece di che presentare sembra l'ospite, lei arrivata guarda il da pigiamino. Clavier. Scusi. Io quasi a petto nudo, Beh, che c'è? Come nei film americani. Roberto con una maglia di cotone di ciniglia Ma non è ciniglia, comunque è lana. e lei col pigiamino della Image. Quelli, no, veramente me li metteva mia mamma quando avevo la febbre. Mia mamma invece di Ma io mettermi ce l'ho la le febbre. supposte di Uniplus quando avevo la febbre, pensava che il pigiamino bastasse mettere un pigiamino dell'Image, no? Vabbè, Prendevo fuoco perché è vero, perché quei pigiamini lì autocombustibili, io avevo perso un fratellino così, no? Perché Ma non si che metta là. Ma si agitava troppo nel lettino. No, praticamente questi pigiamini della Image, io dicevo a mamma, ma scusa, anzi lo diceva anche mio papà, cioè, scusa Lucrezia, ma non è, perché mia mamma si chiama Lucrezia, lo so, sì. ma non è che, voglio dire, un antibiotico questo sto pigiamino, poi devi curare il bambino, infatti non basta mettere è solo chiaro, noi pigiamino, avevamo è chiaro. per tosse per tutta la stagione, ecco. E quindi mi Ed è ricordava rimasto questo in me. pigiamino che Pigiamino faceva pure sì. le scintille, è vero che faceva. Infatti quelli della casa di fronte dicevano Madonna, ma i Lo Sapio fanno sempre festa. Invece eravate solo malati. È perché si accendeva, sembrava che nel lettino avessi uno strobo, ecco, È sa chiaro, quelle che si presente. usano Sì, nelle sì, discoteche. comunque, io Ha non- finito lei di mettere, togliere, anche lei, cos'è incinta che... Ma invece di stare lì a chiedere, a fare... Va bene, ma io amo il presenti le cose che deve Io presentare. amo il scusi. pubblico più di me stesso, No, ma... capito, ma cosa vuol dire amo il pubblico di me stesso? Allora, cari amici, prosegue questo appuntamento con Canzonanto perché dovevamo finire il campionato. I ragazzi del birrificio hanno detto noi non vorremmo finirlo, Ma non però è vero, non è tanto detto se così. voi siete messe male, se vi bastano 25 euro, Mauro ha detto minchia se mi bastano. Io ho da pagare il mutuo e che cazzo hai comprato? La casa della Barbie? Che... Lascia perdere, 25 euro al mese. Cosa ridete? E allora abbiamo ripreso questo appuntamento. grosso a casa tua. Abbiamo grande, sì, ripreso alla giapponese. questo appuntamento, ma prima di incominciare e di presentare degli ospiti, perché abbiamo degli ospiti finalmente. illustri questa sera e entrare nel vivo della sfida. Ma mi faccia solo dire un paio di precisazioni per capire che tipo di pubblico, ancora il pubblico è cambiato. Ma lo conosce già il pubblico, No. cosa deve fare? Faccio Allora- una premessa, diciamo. Allora facciamo un paio. Quanti per paura del coronavirus non guardano più i film di Bruce Lee? Hanno alzato.
perché così hanno fatto comunella, ma non è che... Quanti oltre a Mao e Di Maio credono che il tunnel carpale sia un'infrastruttura che collega la città di Gorizia alla Slovenia? Qualcuno c'è. Qualcuno c'è. Quanti vanno alle feste invece di portare la figa e il fumo portano le torte salate? Ma basta adesso con queste cose, ma dobbiamo cominciare così, allora si mette a fare anche le basta con queste cose qui, ma facciamo il programma, Allora allora ospiti iniziamo. musicali, sta lì ancora con queste quanti, trick, quanti, Va bene, lì, Mao, a fare lei, conta. lei però è aggressivo con Ma me io questa sono sera. aggressivo, io sono aggressivo. Va bene, E mi fa allora perdere il filo, prima poi facciamo di le due. fare questa sigla concedetemi di presentarvi due ospiti importantissimi. Alla chitarra bassa, basso elettrico, ukulele bass. Adesso sembra uno strumento pugliese così, non è... Non si ukulele bass sarebbe. Ukulele bass. Allora, va bene una volta interrompermi e riprendermi davanti al pubblico, ma 2 volte mi sembra troppo. Ma questi vengono anche per me. C'è un'armonia in questo gruppo che è bellissima, bellissima questa atmosfera. Un applauso a Cato, Gianluca Cato Senatore, musicista eccelso, che ha suonato con... Tu hai suonato con tutti, Cato, si può dire, a Torino e anche no. Ma attenzione, International. è International. international. Alla mia sinistra è stato più volte ospite insieme a noi, è un uomo meraviglioso. Se debbo trovargli un problema è che parla un po' troppo. Te lo giuro, una volta ha attaccato una pezza alla palina del 33 ed è stato lì a parlare e la palina rispondeva, è questo che è fantastico. Roberto Robbo Bovolenta alla chitarra elettrificata perché chitarra acustica, io elettrificata. no, facciamo anche perché è la chitarra che ha il filo, vedete questo? E tutti hanno il filo. No, ci sono chitarre senza filo. Questa sì? metti il filo alla corrente no, e la non chitarra la suona. È elettrificata. È elettrificata. Ha ecco. spiegato bene proprio. Non ti preoccupare, io sono musicologo. Invece alla voce e alla chitarra cosiddetta rustica, perché ridere, Bue? Perché sembra 127. Come si chiama rustica la chitarra? Ma si dice acustica, però non mi Va bene, permetto di dire acustica, niente, perché sennò rustica. poi sì. Se vai da Scavino lo capisci, Sì, dai, da dice Scavino sì, una dai. chitarra rustica dai. ti dà una pizza. Va bene. Mao Gurlino! Noi siamo il trio marciano, anche se siamo in quattro. Però manca allo slap count, perché questo Sì. è veramente lo slap Sì. count, agli effetti luminosi, agli occhiali e alla voce, il dottor Lo Sapio! Grazie, Questo se no poi... grazie. Ma non è tutto qui, perché adesso volevamo presentarvi. Pi, 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 pi. Ah. Volevamo presentarvi il giudice della serata. È lui che può sancire il vincitore e il perdente. Arriva da una nobile famiglia di notai. Scusate il gioco di parole, una notabile famiglia di notai. Dalla provincia di Padova, l'avvocato non si faccia il cissato, deve essere un po'. Scusate. Pensato di così, c'è l'ermellino. L'avvocato Savino Lopue. Grazie!
alla parte tecnica, a quella video e alla RVM Sergio Olivatto. Alla parte audio Bruno Ferreira do Portugal. E quando si fa una sfida musicale, noi possiamo dire bla 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 bla, ma non abbiamo alcuna competenza, o meglio, non abbiamo nessun titolo per poterlo fare. Quindi per fare una sfida musicale ci va uno storico. E noi ci vantiamo di avere il più grande storico della nostra città. Voglio presentarvi Giorgio Olmotti. Senti che roba, senti che roba. Diceva prima, stasera sono un po' raffreddato perché è un po' influenzato. E poi ha preso le alette di pollo, adesso sta meglio. Perché, scusi? Perché sta meglio dopo la letta di pollo? Cosa c'entra la letta di pollo? Lei non si è mai curato con il pollo della grande distribuzione, Mao? Ma io ho curato una pleurite col pollo alla cacciatore. Mi aveva detto lo prendo ogni 8 ore. Sì. È un antibiotico, che io ogni 8 ore mi facevo un pollo alla cacciatore. È passato tutto senza avere uno stralcio. Non provare, ci proverò comunque. Ci proverò, Va bene. sì. Giorgio Olmotti, va bene. Cosa fa Mao? Vede, segue, ha rovinato la sigla. Io l'ho rovinata la sigla, ma no, era così una precisazione. Va bene, siamo arrivati a questo ennesimo appuntamento con Canzonando, dove la fan da padrone due grandi artisti che, devo essere sincero, io amo entrambi. Quindi se dovessi schierarmi con qualcheduno, questa sera non saprei con chi. Quando abbiamo fatto la sfida con Umberto Tozzi, dice. C'è la tosse. Toss, ecco, a me fa particolarmente schifo. Io Vabbè, ma non lo deve dire. Va bene, però ormai c'è stata la sfida, anche ha io mi ero vinto, tra l'altro, schierato. Quando c'era la Mina, anche la Mina, io mi ero schierato. Che esplodeva. Con l'altro gruppo che ha perso, chiaramente. Perché Certo. e invece stasera sono due Lei non si artisti, schiera. non mi schiero, sono due artisti che amo. Particolarmente Olmotti, vogliamo dire di chi artisti si ha voglia di fare il programma, se no ecco. Ma se sta un po' così, sono sei un po' raffreddato. costipato, Sì, stia a scusi. casa, ecco, andiamo a sono farci un giro, indisposto, una sono- partita a Ma è biliardo. influenzato. Sono tornato dalla Cina 4 giorni fa, ma non Infatti. mi passa sta cazzo. Però vabbè, È proprio qua doveva non credo venire. sia una roba grave comunque. Ah, voglio fare uno starnuto da quella parte, così almeno ci divertiamo un po' tutti. no, Sarebbe insieme, bello condividere la morte di Olmotti tutti insieme prima, No, sì, certo. ecco, allo Spallanzane, sai che divertimento, va bene. sì, sì. Olmotti, No, facciamoci una quarantena, che è una roba figa, cioè non si va a lavorare. è vero, pensa infatti. se qua ci chiudessero, Se Ha capito, dottore? Non andiamo a lavorare. Che danno, che danno. e cosa c'è di nuovo, scusa? Se mi date 20 euro vi bacio. Che cazzo me l'ha dato? Scusa. No, nel senso, su sto palco io potrei mettere la mano su veramente in No, un non forno che, a lavorare. No, stavo dicendo, sarebbe bello anche, pensate, passare quarantena quanto sono 40 giorni, no? Stare 40 giorni qui tutti insieme, Tutti insieme, sì. fare anche San Valentino, che so, anche conoscerci meglio. Scusa, fate vedere. Buttalo via, guarda che roba, anche i maschi non sono male. Deve Lei essere- dopo che ha fatto questa cosa della milanese è andato un po'. Va bene, ormai penso che l'hanno capito tutti che a me piace la panna e il cioccolato. Va bene, Olmotti, e vogliamo entrare nel vivo della sfida invece di dire minchiate, mezz'ora. No, è vero, ha ragione, cioè, è vero, ho un po' divagato. Beh, il vivo della sfida. Questa volta abbiamo veramente due giganti della musica italiana. C'è Frizzante. È frizzante, quello è frizzante, andate tranquillo. Sto Napoli, se non è frizzante, non la beve. No, ma fatevi i ce la cazzi fa. vostri intanto. Faccia parlare. I due giganti della musica italiana sono... Qualcuno deve ordinare delle pizze, posso dirlo? Sono Adriano Celentano e Franco Battiato. Tanta roba. No, vi trattiamo bene, ragazzi. Non è che abbiamo portato i collage.
e Christian. Cioè, Per quanto la serata College Christian secondo me Forse sembra una era figata. Christian non è detto che non lo facciamo. Sì, che non lo si faccia, perché non si comunque- faccia. che non- Christian, che negli anni 70 c'era un dittatore africano che aveva fatto una moneta, lui era pazzo di aveva fatto la moneta del paese africano Ne con avete la già faccia di basta, Christian. ragazzi, voi. Ma no, ma la lasci perdere. Dico, ne avete hanno già mangiato, basta. si Avete mettono sbagliato un po' serata, davanti. Venite pensavate giù, che ci venite fosse... giù. Ma lasci Ma infatti, non vi stavo stare. dicendo, venite giù che siete un Pensavano po'. fosse la serata tango figurato, invece ci siamo noi. No, perché può anche succedere se non piace, per carità, Ma no. Ci mancherebbe. C'è il Milk qua dietro. Ah, c'è anche la Daniela, Dino. Ma Prego, adesso prego. non si metta lì a fare No, così. no, no. Ma infatti, Andare deve avanti, fare- abbiamo uno storico, il migliore storico Stava della andando città, non avanti fa col parlare. programma. Va bene, Olmotti. Sì, stavo cercando di ricordarmi. No, beh, e allora Franco Battiato e Adriano Celentano credo non abbiano bisogno di grandi presentazioni. Quindi io No, direi di poteva andare... rimanere a casa, scusa. Ma non lo interrompa. Però andiamo direttamente ai titoli delle canzoni. Iniziamo con un confronto che in qualche modo li vede misurarsi con l'idea dell'amore. Quello di Battiato, il primo è Battiato, sono appunto le stagioni dell'amore, una riflessione su come nella linea temporale di una vita l'amore in qualche modo è una costante che si ripresenta, che si riadatta alle formule che anche la tenuta fisica ci permette, però l'amore è qualcosa che non abbandoniamo mai. Le stagioni dell'amore, 1983. Quindi iniziamo. No, un momento. Allora voi non avete letto il regolamento per niente. Dobbiamo fare testa e croce per vedere chi comincia. Vabbè, no? ma che Non si aggressività. scala. Ma non lo so, facciamo ma le ormai cose l'ho già regolari o presentato. non le facciamo? Però va bene, a Santa Bacanè. Ma no, non è questione, è questione di fare le cose regolari. Ma non mi Regolari. potevi fermare subito, ma hai fatto Eh no, infatti. dobbiamo e io volevo vedere dove voleva arrivare lei, Ma allora guardi facciamo il testa e pubblico, croce. non fa il dire- programma Allora, noi. qui ho una moneta da 20 centesimi. Il 20 centesimi è Battiato e il retro è Adriano Celentano. E il retro dei 20 centesimi cosa c'è? Ce lo può dire. Inizia Battiato. Vabbè, ha fatto tutta sta flanella. Però è per regolarità. Per regolarità, è giusto? Per regolarità. Oh. Va bene, allora non si giri di schiena, non dia la schiena al pubblico che tra l'altro ha non la, la ha la schiena, ho giacca detto che per ha regolarità. ha dei difetti pazzeschi. Ma è no, peggio ma- della mia colonna vertebrale quella giacca. Si vede che proprio lei di alta moda non capisce niente, proprio niente. Comunque andate avanti col pezzo, va. E non parli di moda con me. Non parli di... Chiedo scusa. Chiedo scusa, ha ragione. Guarda che non è che se entri a Scampia con un Rembrandt poi vuoi uscire pure con un Tintoretto, Giovanotto. Lo dico. Non ho capito, dica. Cos'è? E non lo so, devo mettere gli occhiali se no non leggo Ma cos'è niente. quello? Ma quello forse è non lo una so. busta mia che non serve a... Ciao Vito. Ma dammi sta roba! Suoni. Dammi sta roba! Ma lei- chi è cos'è- che poi ha cos'è? toccato? Ma quindi lei ha i pizzini. Maleduca- praticamente. mica letto. E Ma già adesso- Caletto. ma possiamo andare avanti? A che ora Così? si Sembra trova? di stare a scuola con i foglietti, le cose. Ma Andiamo cos'è? avanti. Lascia i foglietti in Andiamo Vabbè, era una giro. citazione, è una Ma stagione. Ma lascia i pure- foglietti in scusi. giro. Ma no, ma è di Sirianni che mi dava dei soldi, c'è anche scritto. Va bene. Vabbè, allora, la facciamo 1983, noi. le stagioni dell'amore. Ricordiamo un pezzo interamente, cioè non ci sono strumenti, è tutto digitale. 1983, un tributo alla dance di inizio anni 80, è qualcosa che comunque ha a che fare con questa trasversalità dell'amore che tutti ci compete, anche lo bue mentre beve. Le stagioni dell'amore. Benissimo. Buon San Valentino. E vabbè, fate un applauso. Domani sarete a ingolfare tutti i ristoranti e io non riuscirò a mangiarmi una pizza per colpa di sti Napoli maledette che vanno. Vabbè. E one, two, 1, 2, 3, 4. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgersi la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà bussare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano mai. Baba, baba, baba. La stagione dell'amore tornerà, con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà? Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Ancora un altro entusiasmo ti farà puzzare il cuore, nuove possibilità per conoscersi, e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle mai. Grazie. Cato al basso, Roberto Povolenda alla chitarra, grazie. Guarda, un pubblico, deve essere sincero, scarno, pubblico scarno. Scusi. Alcuni ho visto che non hanno neanche messo l'Up to You, si vede che avevano il telepass, sono entrati, sono scesi direttamente, non hanno pagato un cazzo, va bene. Diciamo un pubblico scarno ma ben generoso, perché attendo, Ormonde, attendo. Allora siamo È un tarocco e... È tarocco, sì, Ah, è sì. tarocco. L'abbiamo già testimoniato anche dietro prima, sì, è tarocco. Sì, tarocco. sì. No, perché è bello. No, ma è fatto bene come tarocco. Cioè, anzi, se qualcuno Sì, vuole. ma cosa c'entra? No, è perché ho notato Hai rotto le balle, la lasci andare avanti. Cosa no? sta parlando dell'orologio? Sta parlando, Stavo parlando perché dell'orologio. magari Va bene, qualcuno da andiamo lontano dice di avanti, cosa ha stanno ragione. parlando. Ha ragione, scusi, Lobue, ha ragione. La sua giacca invece è originale, cioè, certo. non è una copia. Ma ci mancherebbe altro. E chi ce l'ha in giro una giacca così? No, tra l'altro la copia cinese costa di più dell'originale. È l'unico caso nel mercato. Ma chi l'ha griffata, solo per sapere? Che griffa? È mia, l'ho fatta io. Ah, è un Lobue. Certo. È proprio... Sa che io nasco come stilista. Sì, ma parli col pubblico, non Io solo. nasco come stilista, forse non tutti lo sanno, ma Sì, nasco poi è come diventato stilista. notaio, un Poi passaggio dopo che fanno quasi tutti. Sì, Esatto, è la specializzazione dello stilista, il Nelle notaio. famiglie notarili prima fanno i sarti e poi dicono: ma sì, infatti, dai, infatti. facciamoci un po' di grano, facciamo qualche rogito. esatto.
Va bene. Adesso invece è la volta di Celentano. E se la stagione dell'amore di Battiato, abbiamo detto, è un po' questa immanenza, questo amore al quale non possiamo rinunciare in tutte le fasi della nostra età, quello che fa Celentano, e lo fa nel 64, quindi con buoni 20 anni di anticipo rispetto alla proposta di Battiato, è proprio invece fermarsi su una stagione precisa. È la stagione dell'adolescenza, è la stagione di quella gioventù nel 64 che in qualche modo sente delle pulsioni fremere, arrivano suggestioni d'oltreoceano, c'è una libertà nuova, c'è la possibilità di far l'amore, di baciarsi come non era mai successo alle generazioni prime. Lo Bue lo sa. Ah, non lo so, perché io nel 64 non ero ancora nato. Sì. Ma fatti Sì. il fu, al 64 già scrivevi con l'Antonioli sulla porta della cantina: ti amo Carmen. Ma quindi- per favore, anche lei. Ma non si intrometta nel, diciamo, nel canovaccio. cose private. Nel canovaccio. E quindi il protagonista di questa canzone è proprio Lo Bue nella sua adolescenza. Mi piacerebbe vederlo adolescente. C'era già la barba, però. Adolescente No, non la c'era barba già non l'ho la mai barba. Io volevo vedere come gli combinavi le lenzuola a tua madre nell'adolescenza. Ma perché era stilista? Scusate, Hai una capito? roba... No, Facevamo le pezze. le carte geografiche, lì, va bene, prego. 1964, il problema più Che importante. zozzone che sei. I ragazzi stanno lì al tavolino, sono tutti maschi, e sera le ragazze devono rientrare a casa, rimangono solo i ragazzi tra di loro, e il problema più importante è proprio quello di trovare una ragazza. Esci, ti sei fatto la barba, vai lì, ordini il tuo accordino, ma donne non se ne vedono. Te lo ricordi? Non è cambiato niente. Infatti. Il problema più importante, Adriano Celentano. Sì, facciamo un 6 ottave. No, tre quarti. Fai il tre quarti. Scusate, l'abbiamo provata così Allora la tanto. parte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il problema più importante per noi è di avere una ragazza di sera. Se restiamo da soli, soli va tutto male, non si può neanche cantare. Forse non ci crederete, ma è vero, la malinconia ci prende di sera, con la barba già fatta, soli senza nessuno, ce ne andiamo per la città. Gira e rigira tra le balere, ci sarà pure un'anima buona che si accompagni con noi, anche perché non la troviamo mai, mai. Il problema più importante per noi è di avere una ragazza di sera. Se restiamo da soli, soli va tutto male, non si può neanche cantare. Gira e rigira tra le balere, ci sarà pure un'anima sola che si accompagni con noi, anche perché non la troviamo mai, mai. Il problema più importante per noi è di avere una ragazza di sera. E restiamo da soli, soli, va tutto male, non si può neanche cantare, non si può neanche cantare, non si può neanche cantare. Canto alla voce, spettacolare, belli. Due bei pezzi, ma non saremmo
certo noi a giudicare, lo siete state voi con il vostro applauso, e l'unico garante, l'unico che potrà stabilire chi ha vinto questa prima tranche non può essere che il nostro notaio. Prego, Sì, notaio, la parola a però lei. il pubblico sarà giudice di questa gara. Sì. Perciò noi l'ho già adesso detto voi io. sarete chiamati a votare mediante l'applauso. Allora, adesso votiamo per il primo pezzo che è stato eseguito di Franco Battiato, La stagione dell'amore. Al mio 3 votate. 1, 2, 3, via! Adesso Perché, invece... scusi, perché fa quella faccia? Non è che c'è lo stadio di Wembley, eh? No, vabbè, Quello è un applauso. è un applauso, Va va bene. bene, ha ragione, ha ragione, ha ragione. Adesso invece votiamo per il secondo pezzo eseguito di Adriano Celentano, Il problema è importante. Ah sì? Ma adesso sbaglia anche quello in italiano. Forse è più importante la risoluzione. Ma guardi che io non sono né Linus e né Turi Megazeppa, io sono un notaio. E ancora grazie che vengo qua gratis per voi, perciò non mi rompete le balle, per favore. Comunque Chiaro? i suoi riferimenti Linus e Turi Megazeppa Ecco. comunque la dicono lunga. Quello ha ragione, non si arrabbi. No, già vi faccio un favore a venire, ancora rompete le balle, non lo so. Allora scrivetemi bene i testi e così la finiamo. Giustamente, come diceva Cato, l'aveva scambiato per Turi. Ha fatto bene. No, ma Turi ha la barba, io no. Va bene. Comunque, votiamo per il pezzo di Celentano, il problema è importante. No, il problema è più importante. Più importante. Scusi, ma Il problema? più importante. Ah, il problema più importante, al mio 3. 1, 2, 3! Beh, Mi sembra che abbia vinto Celentano. Quindi 1-0 per Adriano Celentano. va bene, va bene. Guarda, la ringrazio perché la sua professionalità è veramente Ma inestimabile. io cerco di fare del mio meglio. Anche perché il problema è importante. Ma voi mi scrivete male i testi, scusi. È chiaro, è chiaro. Ma Io non è che sono un disc jockey, io Vabbè, faccio ma altre cose. Tra l'altro ho un sacco di cose da fare in ufficio, vengo qui. Le faccia. Non lo so io. Va bene, allora la prossima volta si può fermare in ufficio per dire queste castronerie. Ecco. Sì, va bene. Va bene, vuol dire al pubblico lei quanto percepisce a fine di ogni serata? Ma che cosa c'entra? No, vengo, per dire- vengo gratis, vengo. Ecco, lui viene gratis e in più si deve sentire lei che la Che rimprovera. rompeva le balle, Ma infatti. lei è veramente Image, è veramente un personaggino. Non so, Burlino. si è messo il pigiamino della stellina. Comunque non ho detto niente, adesso lei magari è rimasto fermo, ha Ma un'impressione. io non che- sono rimasto fermo a niente, io sono un uomo sempre in movimento. No, vabbè, ok. Tra l'altro poi vi faccio vedere dove sono seduto. Sì, esatto. Infatti, dove si è seduto? No, perché a me spina. per suonare il coso mi serve una sgabella bassa, non l'ho portato, Come la mi sono sgabella? seduto su un fusto della birra, però il fusto della birra c'ha anche l'attacco. E poi vi E dico, dove va a finire l'attacco? poi vi dico Nella spina. cosa sto Ah, facendo. per quello ha preso la maionese. Ma che cretino. Bella, veramente una bella immagine. Vabbè, è proprio un Scusate, maleducato. al circolo dei notai fanno queste battute. Le è caduta la tessera del Rotary Club. No, veramente. Faccia attenzione. Andiamo avanti, per favore. Va bene, allora per uscire un po' da questo impasse, comunque io poi Fa male. Ma l'ha fatto tutto da solo. diciamo che ho preso già 2 taglie. Esatto. Va bene, per uscire da questo impasse, cari amici, Sì. volevo presentarvi come ogni sera il nostro sponsor. Come ogni sera. È una novità invece. Ma ogni sera facciamo uno sponsorino. Ma quale sponsorino? Allora io mi sono avvicinato. Si è trovato uno sponsor da solo. Si è fatto uno sponsor. Trovato uno Sponsorino. Noi non vediamo una va linea. bene, dai, con questo Arrotondiamo. facciamo la spesa, diciamo.
No, lei la fa. E la allora spesa. salutiamo il Centro Studi Linguistici, ecco, antichi, perché si occupano di studi di lingue antiche, il Trullo di San Raffaele Cimena, Sì, il trullo. che è il nostro sponsor. Loro organizzano corsi di aramaico, che serve, burgundo, sangrito, lingua copta, eteo-cipriota, etrusco e Commodore 64. Ecco, diciamo sono i vecchi linguaggi. È sempre vecchi. pieno, immagino, l'istituto. Sì, impariamo le lingue straniere, a conoscere le lingue degli altri per non aver paura dello straniero, del diverso. Ecco, conoscere una lingua, che ne so, l'etrusco potrebbe far sì. Serve. Quando incontri un etrusco, torna a casa. Esatto, quando trovo un etrusco almeno sai, gli puoi dire, senta, ma cosa fate da voi? Anche voi mangiate, bevete e quant'altro. Scusi, dov'è il bagno in etrusco? Uno si risolve il problema. Bravo, bravo, ma non facciamo troppi esempi. Oggi impareremo invece a conoscere una lingua molto diffusa in tutto il mondo. Questi sono i corsi che fanno, però per iniziare oggi vi faremo un piccolo esempio di chi è questa scuola, così potete andare anche voi a trovarla. Una delle lingue più diffuse al mondo, pensate, si parla in Europa, Americhe, dall'Africa all'Oceania, quindi un po' meno in Asia. In Asia si parla un po' meno, a parte la Thailandia, soprattutto durante le ferie e il Natale. Ecco. Avete capito perché la Thailandia si popola durante le ferie? La lingua che affronteremo quest'oggi è il pugliese. La lingua. Il corso di pugliese è gestito dal professor Mario Storelli, è bravissimo, un noto. voglia. Ma andiamo nello specifico. Leo Motti mi può dare una mano? Io gli ho dato quel foglietto per far capire anche le possibilità che ha la lingua pugliese. Allora, la parola che usiamo per formulare la prima frase di questa lezione è la parola distrutto, o in pugliese tramiote, passato prossimo di distruggere, tramior, Uguale proprio. voce del verbo distruggere. Nella lingua italiana, prego. Cara, perdona l'appunto, dovresti prestare maggiore attenzione nel maneggiare la cristalleria di casa. Hai quasi distrutto del tutto il servizio che i miei ci hanno regalato per il matrimonio. Così nella lingua pugliese. Oh, ma no! Ma che cazzo tieni la mano di merda te? Si sfasciata terra ti è da piasta, ci cenete. Oh, ci tramiato di cappello la pasta. Ma c'è tieni in capo te il film di Chuck Norris? Come avrete potuto capire Abbiamo capito e tutto. apprezzare la delicatezza della lingua pugliese, la sua musicalità, definita da molti semiologi la lingua della pace, Sì, uguale. della soavità, dell'amore. Ma andiamo col secondo termine. Io dovrei imparare l'italiano. Non so. Col secondo testo. Altro che secondo testo. pugliese. Grazie. La seconda parola in esempio questa sera è sasso, chiangone, in pugliese chiangaune, sostantivo maschile. Così, tu sei un coglione, guarda, veramente. Così nella lingua italiana. Dica sto sostantivo, per favore. Tesoro, temo si debba prendere qualche provvedimento nei confronti di nostro figlio Aldo. È alquanto aggressivo e indisponente, a volte cocciuto come un sasso. Basta, ora vado a redarguirlo. Nella lingua pugliese. Ma no! Ma che cazzo ha pigliato sto manino? È tosto, tu stronzo!
la copa come una chiangà. Mo voco a sprocò ammazzato sto struzzo. Oh, papà! Avete assistito anche oggi a una bella lezione di lingue pugliesi. Se siete interessati iscrivetevi al corso di Il parlo anch'io il pugliese come a Mario Storelli, il corso che si tiene alla scuola Il Trullo, a San Raffaele Cimena, non a Via Piccolina, chiedete il Trullo. Si vede poi. Ma prima di salutarvi voglio lasciarvi con un paio di vecchi proverbi piemontesi. Piemontesi. Pugliese, scusate. Confondo sempre perché Con la lingua madre. perché lingua madre. Dal e dal si piega pure un metallo. C'è prima mangia, prima chienge. Pesa la strada è tosta, si parlò pucciuccio, no pu carruzza. A sentirci alla prossima volta, grazie. Va bene, era il nostro sponsor. Bello sponsor. Sa quanti taralli adesso? Quanti taralli adesso che ce l'ha? Ma guardi, ma si occupi dei taralli suoi lei. No, Va bene, vogliamo andare avanti con la Sì, sfida? dicevamo qui col dottor Cato che diventa difficile il passaggio dal corso altissimo e questa canzone è un po' così, abbastanza banale. È arrivato il momento. Sì. Va bene, allora bevo. Allora, la canzone, la fattispecie, la canzone di Battiato è La cura. È una canzone che è stata ripresa più volte nel 1998, è una canzone che è il filo rosso della serata, che parla d'amore, così come parlavano d'amore questi elementi dialogici in Foggiano che abbiamo avuto, questi scambi all'interno del nucleo familiare. La cura parla di un amore un po' più... Voi sapete che Battiato è un appassionato comunque di teorie legate al misticismo, legate all'esoterismo, legate comunque alle culture iniziatiche. Quindi. E quindi la cura in qualche modo è amore, sì, però è un amore universale, qualcosa che non si ferma, non si lega solo all'amore uomo-donna. E questa nozione d'amore addirittura qualcuno l'ha voluta leggere come una preghiera al contrario, in cui è Dio a rassicurare l'uomo e a dirgli mi occuperò di te. Sì, anche uomo è uomo, uomo è femmina, e femmina, Sì, uomo cioè, è è tutto. anche cane. Può anche essere l'io che parla a se stesso e dice mi occuperò di te. Ognuno di noi dovrebbe raccontare a se stesso che terrà cura della nostra anima, farà in modo che in qualche modo le cose continuino ad andare nel verso giusto per quanto possibile. Che belle parole. Lo so. Giorgio Olmotte. No, ragazzi, avremmo voluto far parlare di questo pezzo lo Bue, però anche Ma lei... non è il mio compito. Ecco, appunto, Non è- io dico, faccio anche altre lei cose. riconosce che... Infatti. Va bene. Allora, la canterò io, non per mettere le mani avanti, ma è un pezzo delicato. Quindi vi E pregherei... allora perché la canta lei? Quindi vi pregherei veramente di spegnere Che cosa devono i spegnere? C'hanno niente telefonini. acceso. Se qualcuno ce l'ha anche il pacemaker, anche a rischio di morire, va bene? A volte capita. One, two, 3, 4. Ah, la vuole fare così? Ma sì, facciamo così. Scusate, stavo facendo l'altro pezzo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura tirerai
ti solleverò dai dolori e dai sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non a fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì, e avrò cura di Grazie, grazie. Non era una canzone semplice. Tra l'altro questa settimana abbiamo voluto fare un tentativo, ovvero non provare Invece le altre i settimane sì. brani musicali, anzi ognuno li ha provati a casa propria, però ognuno ha provato dei pezzi diversi. Poi siamo venuti qui no, a parte questo, non era un pezzo semplice, quindi ringrazio il pubblico che comunque ha apprezzato. Gli è venuto un piccolo brivido o faccio chiudere la porta? No, è la È prostata. influenzato. Va bene. Continuo a stare male, ho dei problemi. Però Se la vedo che non sta bene. è questa cosa della Cina. È andato a tirarsi il sangue oggi? No, sono ecco. andato in Cina a comprare le giacche per lo bue. Quando sono tornato ho detto ma che è sto? Non ce n'erano più di vabbè, giacche. Sì, ma sì, lì era. deve essere un po' l'aria, un po' di cacarella, dai. Comunque, e tra l'altro la cura, questa canzone qui del 1996, nel 2008 viene incisa da Adriano Celentano. In qualche modo chiudiamo il cerchio
Ce n'è una versione proprio di Adriano Celentano che ora invece affrontiamo direttamente come contendente in questo scontro, in questo certamen tra due grandi artisti, e Adriano Celentano l'abbiamo scelto per confrontarci con una canzone che è veramente una canzone che appunto la cura, è una delle canzoni di Battiato che ha avuto più successo. Abbiamo scelto Una storia d'amore. Storia d'amore è un film, è la trascrizione di un film. I ragazzi che nella canzone prima sognavano di trovare una ragazza anche solo per parlarci la sera, ma rimanevano tra loro al tavolo del bar, si sono fatti più grandi, vanno al mare, lui fa il pagliaccio, fa il simpatico per colpirla, lei guarda tutti tranne lui e poi alla fine se ne andrà con un altro più ricco, Chissà come mai. più stabile. Lui è un artista, lui è un notaio, è gente di poco Però conto. Laura ha i soldi. Succede spesso anche a me. E quindi A me sai che mi porta sempre via le donne? I ciccioni. sì. Ma non so per quale motivo. Infatti Io ho vedi come sempre- ride. Io ho sempre... Tutte le donne le ho perse e sono andate con uomini Ma robusti. quando mai la trovate? Ma chiedi in giro, è deficiente. Scusi. Sta di fatto che appunto lei sceglie la sicurezza, lei Strano, lascia però non questo- succede mai. Lei lascia quest'uomo artista, quest'uomo pagliaccio per qualcuno che sa garantirle una vita più tranquilla. E poi un giorno, anzi una notte, busserà a quella porta. Tutto questo in 3 minuti di canzone. Una canzone che ha dei picchi incredibili, proprio narrativi ma anche espressivi. Sì. E lui la respingerà, come succede ogni volta che vengono alla sua porta. Voglia, Quante ne magari respinge? venisse. Sì, perché se tu vuoi andare con quello che ha le case col ciccione, poi un giorno o l'altro io ti respingo. Sì, addirittura gli dà uno schiaffo che adesso, No, quello no. se adesso lo fa Junior Calli succede un casino, invece quando lo faceva Celentano gli tira giù uno poteva schiaffone fare. Lo pazzesco. scriveva pure. Però sì, e vabbè, e quindi la rimanda a casa perché lui, il ciccione, va a chiedere, adesso si è convinti che è il ciccione, però va a chiedere, dice ma l'hai vista perché io so che lei in realtà amava te, lui dice sì, è venuta, però io gli ho detto vai, torna al tuo ruolo di madre e moglie. Bellissima canzone. Che roba pazzesca, un film incredibile, un po' i ponti di Madison Country, avete presente? A voglia. Vabbè, andiamo avanti, Ma 1969, non sa storia neanche d'amore. cos'è, lei è il country. 70% della sala anche. Ma cosa c'entra? Lo sa. Ma lei proprio è maligno. Scusate, lo so, lo so. Infatti. Guarda, Diteglielo. abbiamo un pubblico eccezionale, abbiamo un pubblico eccezionale. Io mi sa che sono l'unico che ha la forfora sulla Nella parrucca, parrucca. è una roba. Perché c'è il tempo secco, dottore. Non Sì, so tempo come mai, secco. prego. Quelle sono le tarme. Catulini. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me, tua moglie dov'è? Dovevi immaginarlo che un giorno o l'altro sarebbe andata via da te. L'hai sposata sapendo che lei moriva per me. Coi tuoi soldi hai comprato il suo corpo, non certo il suo cuore. Lei mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo, già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei
entra nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me, dal letto io mi alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, ma di pietra io restai. Io l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. A letto ritornai e tutta la baciai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua, e nel sogno, sì nel sogno, sì nel sogno, sì nel sogno, sì nel sogno, sì. Io la baciai. Va bene, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Vabbè, scusi lo bue, Dica. lo dico solo al pubblico, sì. siccome la prima sfida l'ha vinta Celentano e siccome... Ma lei non deve... No, ma lo faccia dire. Faccia E dire. siccome io capisco che la cura ho sentito delle versioni migliori, invece questa di Celentano è stata eseguita e cantata in un certo modo. Ma perché Se la non cura vogliamo- chi l'ha cantata la Scusa. cura? L'ho cantata io. È per quello. Va bene, ma non è anche un pezzo semplice, cornuto, abbattuto. Deve mettere le mani avanti, deve mettere. Allora, lo dico perché sennò ce ne andiamo a casa subito, no? Ma lei non deve influenzare. Votate con un certo giudizio. sennò- Ma poi abbiamo il VAR che controlla, Va bene, comunque, Attenzione. VAR e non VAR. VAR. Intanto a me sta iniziando a piacere Che l'attacco cosa? della birra. La maionese? L'attacco della birra Senza maionese. mi piace sempre di più. Non avevamo dubbi. Dottore, le esce della schiuma tra l'altro dalle orecchie. Ma forse è per quello che è andato male la cura. Perché, Era una cura sperimentale. vabbè, per favore. Era no. l'elio del gas. Comunque, andiamo con la votazione, per favore, al posto di perdersi in queste chiacchiere qui Madonna, da come bar. fiscale. stasera. Mamma mia, la Notaio, maionese mi fa male qui. Notaio, mi fa ma male gli la occhiali basta, sono no? bifocali, sono lenti bifocali. Quelle Sì, lenti bifocali. sono due Comunque. occhiali. Comunque, adesso siete chiamati a votare per il primo pezzo eseguito, un pezzo di Franco Battiato, dal titolo La cura, al mio 3. 1, 2, 3! Comunque volevo ricordare al gentile pubblico che chi vota per un artista non può votare per l'altro. Ma non Lo sia sapete. aggressivo, però, non lo no. dica con quel tono no, aggressivo. glielo dico perché lo sanno, anche perché sopra abbiamo il VAR che controlla, perciò fate attenzione come vi comportate. Attenzione perché so al piano di sopra Ci abbiamo ci l'ispettore sono due Ginco camere ed Ezio cucina. Badola che controllano. Ecco. Comunque adesso votiamo invece per il secondo pezzo eseguito di Adriano Celentano che si intitola Storia d'amore, al mio 3. 1, 2, 3, via! Sì, ma Insomma, vabbè. qui non lo so. Aspetti che parlo con Come non lo l'ispettore. so, dai. No, solo perché si è comprato il bar adesso deve fare sta La roba. cura, io l'ho Sì, sentito. mi dica ispettore. Sì, ispettore. Vabbè. E come? Ah, E a hanno casa come stanno? ci sono stati dei malandrini. Dei Sono stati malandrini. C'è qualcuno che ha votato 2 volte, non va bene, non va bene, non va bene. Perciò il voto
Sì, mi dica. Il voto? Franco Battiato. Vince Franco Battiato perché siete stati disonesti. Bravo, bravo, bravo. Allora, la ringrazio. A me, devo essere sincero, piace questa sua, come dire, essere scrupoloso, Ma essere quello che è giusto. giusto è giusto. sempre Dobbiamo attento. fare le cose seriamente, se no me ne vado a casa. Ha ragione. Allora, siamo arrivati No, beh. adesso. È qui per garantire la serietà, si vede. Ecco, siamo arrivati invece adesso a un momento interattivo. Un Che momento tutti volevano. Un momento interattivo dove... Che c'è? Cosa c'è? no, Esce la schiuma. Questo coronavirus sta tossendo. dalla Cina. È un momento non fa- interattivo. Mi potete vero? portare degli involtini primavera? È l'unica roba che può... Il momento in cui è il pubblico a essere il protagonista, oltre a lei e al suo cavo. Ecco. È stato catturato dagli alieni con... Ma perché non, Cosa fai? perché non se lo sistema prima dell'appuntamento? Che ogni volta deve fare questo bailamme. Va bene, è arrivato il fatto. momento del quiz, del momento interattivo. Io lo chiedo sempre, c'è qualcuno in sala che ha voglia di partecipare al quiz? Può alzare la mano. Una così. donna però. Guarda, è pieno. Non Ma so, io io comunque- gli occhiali... Aspetti. C'è ha stato alzato un lì braccio una si è signorina. alzato. Chi è? Chi è? La signorina ha alzato Ah, ha la alzato mano. la mano. Lei, allora mi fa passare per favore. Ha alzato la mano. No, tu no. Donna ha detto. Donna. Allora, Non è lei... neanche la parrucca, non è Lei, neanche- signorina, no, perché non partecipa? Ah, è sordomuta. No, non ha voglia? Non Vabbè, importa. ma noi accettiamo... Ma no, Ma- infatti. Ma facciamo un applauso, Ma infatti. facciamo un applauso. È straniera, ma No, grazie. qua non abbiamo passo- chiuso ancora i porti. Le passo il microfono. Quindi, Le passo il microfono alla gentile signora o signorina che disse adesso chiediamo. chiediamo, prego. Solo che questa è straniera, non sa un cazzo di musica. Allora, gentile signorina, innanzitutto lei come si chiama? Aresu. Dai, ma il nome vero? Allora, Gesù, io... Non ha detto a Gesù, quanti, scusi. Non ha detto pare che Gesù, non fosse- ha detto quanti Ares. anni che lei è nel nostro paese? È venuta nel nostro Qualche anno. Eh? Qualche anno. Qualche anno. È fidanzata, signorina? No, Ah, questa è una notizia... Cosa c'entra adesso, scusi? No, stavo dicendo... E quanti anni che passa sempre San Valentino sola? una vita. Una vita. Ecco, non so se domani sera... mi sembra che Grisù non è male qua. Ma da No, che dottore, paese ma viene? cosa c'entra? Non era questo il Da quiz. che paese viene? Vediamo Ma se il domani cambio è sera favorevole. cosa Da vuol che dire? paese viene, signorina? Sono iraniana. Iraniana, bellissimo, il paese delle castagne. Forse Le mi chiedo sbaglia. scusa. È un incidente diplomatico. Adesso ci va un No. attimo e succede un casino. Vabbè, l'Iran è un paese No, con non è- una cultura immensa, Bravo. la vecchia Persia, Sì. culla della cultura, Sì, ma sì, non, Le persiane della chi ci- ce le ha date? No? della civiltà. Adesso non so, la cucina persiana, lei cucina, signorina. Certo. Ma sai, io e te col tuo stipendio. Ma chi ci fa del male? Io e te viviamo una vita insieme. Ma guardati Per intorno. Va bene, allora si faccia anche aiutare perché capiamo che essendo adesso faremo dei classici della musica italiana e quindi però c'è di fianco la Chiara, altre signorine e amici che possono dare. Fate un collettivo. Noi faremo ascoltare. Ah, non ho chiesto che professione fa lei, signorina. Sono farmacista. Ragazzi, l'amore è scoccato. Ma sì, ma è scoccata perché è bella, ma a me non mi sembra voce di farmacista. Cosa vuol dire? Come ce l'hanno la voce? Perché? Come ce l'hanno la Questo voce? mi sembra che più fa Orli e Tacconi. Ma cosa dire? No, vabbè, però va bene anche così. Va bene, comunque, farmacisti, io sono guardia svizzera.
Comunque, signorine, Grisù, noi adesso le faremo sentire una composizione e lei deve indovinare all'interno della composizione i 2 brani che compongono questa canzone. Che è una doppia composizione, quindi. È una doppia composizione. Chi Non ci vengono quelle normali. chi ha scritto questa prende di SIAE un fracco di soldi. Perché... Facciamo quella che abbiamo. Sì, sì, sì. Quanto coordinamento. In genere si fa le prove prima e poi. E non restare chiuso qui, pensiero, riempiti di sole, vai nel cielo, cerca la sua casa e poi scrivi sul muro tutto ciò che sai che è vero. Sono un uomo strano ma sincero, cerca di spiegarlo a lei. Pensiero, sì, quella notte giù in città non c'ero male, non le ho fatto mai davvero, davvero, solo lei nell'anima è rimasta, lo sai, questo uomo è inutile, troppo stanco e ormai solo pensiero, puoi sfuggire se vuoi e la pelle morbida. Accarezzerai c'è sulla montagna il suo sentiero, vola fin lassù da lei pensiero, dimmi solamente pensiero, solo un pensiero mai, c'è sulla montagna il sentiero, vola lassù. Solo un pensiero mai, vola lassù sulla montagna, pensiero. Bello. Allora, Neanche Frank Zappa. abbiamo bisogno solo del titolo della canzone, delle 2 canzoni che componevano questa composizione, o se no se vuole fare un mashup, Un mashup. ecco, se vuole fare un mashup può dire Posso? pensiero di Battista, cioè, beh, dica lei, prego. Allora, il pensiero di Battisti. No, faccio mashup. Ah, fatemi, ed è giusto, e invece è composta da quale canzone, signorina? Del pensiero. Pensiero è una, e l'altra Del sole. è? Del sole. La canzone del sole. Brava! Allora, Non lei era facile, non era per niente facile. Lei, All'orecchio innanzitutto, assoluto. grazie che si è prestata a questo gioco. Lo Bue, cosa vogliamo regalare alla nostra signorina? Tanto io la vedrò domani sera. Daremo questo gentile e bellissimo bouquet offerto dalla nostra amica Tiziana Fiori, via Sì. Cimarosa 80 a Torino. Questo bellissimo bouquet che ricorda gli innamorati, perché noi tutti siamo innamorati di Canzonando! Allora, prima Lo Bue, intanto vogliamo ricordare lo sponsor, in che cosa è specializzato la nostra fioraia? È una fioraia, fa un po' di tutto, Tipo? fa matrimoni, battezzi, fa funerali anche, copricassa, tralci, puff, fa di tutto. Ah, fa anche copricassa? Anche copricassa, cioè cuscini, tutto. Anche volendo uno un tralcio. Il tralcio è la sua specialità, è bellissimo il tralcio. È da bene. provare comunque. Ecco, e allora chi Provatelo voi, Prima o poi. cioè. che io lo conosco già. Che maleducato Del che settore, lui, del Va settore. bene, Andiamo allora avanti, andiamo ringraziamo la nostra bellissima amica e io a questo punto, Giorgio, finirei la gara. Siamo Sì. a 1-1, siamo al pareggio e adesso dobbiamo così deputare il vincitore della serata. Certo, Ecco.
Mao, chi si è già qualificato nel nostro torneo? Abbiamo la Mina che si è qualificata. Abbiamo Mina, abbiamo Umberto Tossi. Tozzi, poi abbiamo, adesso mi coglie impreparato. I Pooh? I Pooh anche che Non hanno era- vinto. c'era Carosone anche. Guardare che Tu non hai seguito. Carosone. Ce ne manca uno, ma insomma sono... Carosone. Eh beh, lo mettiamo. Va che bene, se ne adesso frega. poi le andiamo a vedere, sono diverse. Perché è registrato tutto. No, è vero, registrato tutto. Però non faccio il Senti furbo, che voleva così- saperlo lei, e tra poi l'altro che diventa notaio. rosso. Non c'erano i Beatles, non avevamo fatto una roba così. Ah, i Beatles, bravo. Va bene, e lei, Olmotti, lei che è uno Sì. storico, perché qualche volta non si veste da storico? Perché, cioè, io mi sembra ogni volta, voglio sempre un po' mischiarvi con voi, allora ho questo costume Però da... una volta viene con un'armatura, non so, viene con un No, vestito da romano, Da romano, con sì, le- l'antico oppure romano, da sì. vichingo con le Posso- corna, puoi posso- venire, con viene le una corna volta. sì, Vabbè. con le corna non ho difficoltà, devo dire. Va bene, come vieni con le corna che vuoi, cioè nel senso col vestito che ti più aggrada. Posso venire con la biga, potrei arrivare. Ecco, questa è carina, sarebbe carino, questa è sì. carina. Intanto io vorrei sapere cosa scrive il notaio. È vero, cosa sta facendo il notaio? Ha fatto un Ho segnato che cerchiolino, sono 1-1. Sono le corse dei cavalli. Sono 1-1. Adesso questa qui è decisiva. E questo è decisivo. questa Va bene, mancia. Olmotti, Infatti abbiamo scelto due pezzi che, devo dire, alzano il tiro tantissimo. Sono due pezzi che davvero vi strapperanno gli applausi dalle mani, vi manderanno a casa con i palmi brucianti. Il primo pezzo è dall'album che ha venduto più copie di Battiato, un album davvero seminale, un album che in qualche modo ha messo una pietra miliare nella storia della musica italiana. 1981 è l'album, dopo le sperimentazioni degli album precedenti, Battiato si apre alla musica di consumo, ma lo fa a modo suo. 1981, La voce del padrone, il pezzo che ascoltiamo è un insieme di citazioni di altre canzoni, famose a partire dal titolo. Cucurucucù, la canzone, 1981, Franco Battiato. 81, che bello, 81. Grazie. 1, 2, 1, 2, 3, 4. le serenate all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i palchi maschera, avevo già la luna e Urano nelle ore, il mare nel cassetto. 1981
Grazie. Cato, voce e basso. Bellissimo. Roberto Bovolenda alla chitarra. Mao. E anche Olmotti ha fatto i cori, bravo. Dottor Lo Infatti. Sapio. Favolosi anni 80 questi. Andava a ballare, te lo ricordi? Che bello, non ero neanche andato in galera ancora. No. Mamma mia. Però eri ancora in bianco e nero. No, che bianco e nero. No, nel senso poi... È vero, tu ancora non ti avevi ingabbiato. Ma sono cose nostre. Nell'86 mi hanno ingabbiato, nell'86. Vabbè, ma non si, Fino al 95. Un errore giudiziario chi pazzesco. si loda si imbroda. Quindi, È stata una cosa, il registro dei notai è una roba... Sì, ma è stata una cosa provvisoria. anche lei, non andiamo oltre. Sì, rimaniamo sul pezzo. Va bene, allora, con cosa risponde Celentano? Perché Abbiamo dovuto trovare qualcosa di estremamente raffinato. Sì. Estremamente raffinato, qualcosa che ha a che fare... Certo, l'avete visto, il filo conduttore è l'amore, fondamentalmente. L'amore nella forma Scusi, proprio più raffinata. cosa sta facendo? Una riunione di condominio? Hanno un problema perché devono pagare le tasse sulla Va bene, spazzatura. ma fatelo alla parrocchia. Prego. Praticamente dovevamo trovare qualcosa all'altezza di questo pezzo che avete visto, iconico, fortemente evocativo. E a quel punto abbiamo fatto una scelta proprio molto raffinata. Se dovevamo parlare d'amore, parliamo d'amore rimanendo in bilico tra quella cosa che passa tra piacere e dolore. È qualcosa in cui il rapporto a due finisce per essere intensissimo e finisce per essere un continuo lasciare e prendersi. Abbiamo... per questa canzone ci sono precedenti illustri. Abbiamo pescato a piene mani nel confronto uomo-donna, che è un confronto anche poetico che trovate già nelle radici della poesia italiana. Pensate a Ciullo d'Alcamo in Rosa fresca aulentissima. A voglia, io lo leggo sempre. Ero certo, Ecco, lo bue, lei... ero sicuro che Ciullo d'Alcamo è uno dei suoi Ma preferiti. c'ero nel da sempre. comodino proprio, alla sera. Stavo prima di dicendo dormire. che venendo a casa sua avevo visto sul comodino appunto Le ore. quelli Le ore e Ciullo. no, avevo visto Ciullo e il dépliant Lo sapevo che mi e mettevo il in un guardo. dépliant di Mega World. E va. Sì. Perché devo cambiare il televisore. Beh, e comunque, vabbè, allora, comunque sì, è questo scontro uomo-donna, per cui anche questa canzone in realtà ha due figure di riferimento, è dialogica, c'è questa dualità narrativa, ma io non vorrei andare oltre, sono due anche gli elementi che caratterizzano il titolo. La canzone è Acqua e Sale, abbiamo Celentano, ma abbiamo anche Mina. Ma a quest'ale, chi fa la mina? Chi fa Mina? Ma la farei io. Non hai avevo capelli più dubbi, lunghi. non avevo dubbi dopo venerdì scorso. Va bene, allora qui si sta iniziando a esagerare. Qualcuno stacchi 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Semplici un po' banali, io direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore, come vedi tanti aggettivi che si incollano su di noi, dai che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed avvento che sia amore. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno.
conviene. C'è qualcosa che non va, non so dirti cosa. È la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, sempre di più acqua e sale, mi fai bere, ogni colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo ore ed ore piene, come un lago, e se piove un po' di meno in uno stagno, vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le pene, pene. Acqua e sale, fai bene, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere, se mi vedi in un angolo d'ore ed ore. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Bye bye ba 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 bye. Ba bye ba 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 bye bye. Tutti insieme. Acqua e sale. Grazie, grazie. Mao, Cato, Roberto Povolenda. Grande! Il dottor Lo Sapio. Però Bella canzone. chiedo scusa, posso fare un appunto? Prego, prego. Proprio l'ultimo pezzo che non ci sono, è l'ultimo pezzo, perciò non... Avete fatto l'aggiunta però. E non vale, lo sapete, c'è il regolamento nei camerini, solo che voi non guardate mai una mazza di Ma non era niente. un'aggiunta. Ma abbiamo Sì, fatto. Ma era un Questo è il linguaggio giuridico, immagino. era un giuntino. E vabbè, un giuntino però non si deve fare. vabbè. Adesso dobbiamo votare, anche perché adesso il pubblico determinerà chi passerà il turno tra Franco Battiato e Adriano Pietà. Celentano. Mamma mia, Franco ma qui Pietà. non ti perdonano niente, niente ti perdonano. È il figlio di Monte di Pietà, dove lei... Ammazzati. Comunque, Senta, Franco Pietà, sembra il nome di un Franco parrucchiere. Battiato ha detto. Si calmi, adesso che a una certa Sembra ora il magari nome di un prende rischi parrucchiere. più fiaschi, Insomma, però no. adesso mantenga Allora, così un adesso dovete contegno. stabilire chi passerà il turno tra Franco Battiato e Adriano Celentano. Allora, sarete portati a votare per il primo pezzo eseguito, cioè Cucurucucu Paloma, cioè al mio 3. 1, 2, 3, via! E adesso invece votiamo per il pezzo di Adriano Celentano e Mina, Acqua e Sale, al mio 3. 1, 2, 3!
credo che non ci sia bisogno neanche del VAR. Cioè, Ha vinto Adriano Celentano. Perciò passa il turno. Grazie. ma che pubblico abbiamo? Non- Grazie al dottor Savino Lubu, è lui il giudice, lui il garante, è colui che assegna vincitori e perdenti, e questa settimana nel nostro vogliamo dire campionato che proseguirà, perché noi ci Tra 2 ritroveremo settimane qui, tra 2 tra settimane. 2 settimane qui, cercate di venire un po' più numerosi, portate Che c'entrano amici. loro, scusi, dottore, non è che io devo dire a loro. Va bene, allora procreate. Invece la prossima settimana siamo in via Non Germagnano. basta 2 settimane. dottore. Però basta che venite voi già è bello, bravo. No, perché va avanti la sfida e ci saranno 2 nomi, io non voglio anticipare, ma roba... No, ma diciamolo magari. No, Ma non lo sappiamo. Allora, io non voglio tanto a dire. Io non Dia voglio... un indizio magari. Allora, do un indizio. È un uomo... Bene. ma un uomo o femminile? Smettila. Allora. Abbiamo detto che non si dicono più quelle cose. Dai, che poi a Sanremo non ci chiamano mai. Ci credo. Con la tutina ti vedrei però. Va bene, mi ha rovinato tutto il... È un uomo, ma non è di solo, non è da solo. Ah, Bobby Solo. Senta, notaio, adesso non Ma faccia, no, adesso non non è faccia che- l'aggiunta lei. Esatto, Ecco, lei non sta faccia facendo lei. la giunta. Non faccia l'aggiunta. È solo, ma non è un uomo, ma non è da solo. Quindi potrebbe essere un ensemble. Sembra quasi Destiny così. Bello. Ma questa E là è contro c'è è donna, ma non è sola. Ma è da sola. ma allora perché voi volete fare tutta questa interazione che non è prevista? Ha detto date un consiglio, e allora è donna ma pisce in piedi, no scherzo. No, rimaniamo nel dubbio, vi aspettiamo tra 2 settimane qui. Io volevo tanto ringraziare il nostro storico, il dottor Giorgio Olmotti, Grazie. accademico, bravissimo. Abbiamo un altro laureato, il dottor Savino Lobu, il notaio. Grazie! Gli ospiti musicali al basso, un basso acustico e ukulele bravissimo. Abbiamo avuto oggi Gianluca Cato, senatore, non solo collega ma amico. Vede quanta gente la vuole bene. E ospite, lui è venuto un po' più frequentemente, anche lui è della nostra famiglia, alla chitarra veloce Roberto Bovolenta. E poi ci siamo io e il salotto di Mao che Ma non è il salotto. va bene, ma smetta, Lena, smetta. Ecco, alla chitarra acustica e alla voce il grande Mao. Non è un tavolino, non è un appoggia cose, vivande, eccetera, eccetera. È uno slap caon e voce, sentite che roba, il nostro dottor Lo Sapio. Grazie. Ringraziamo il Boffi che ci ha ospitato, ringraziamo Sergio Olivato alla parte video e il nostro Bruno Ferreira alla parte audio. Vi aspettiamo numerosi tra 2 settimane. Bello.
apro il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai 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 ai. Dico che sulla terra sempre c'è una guerra, ma però per fortuna siamo arrivati, dico, sulla luna, mentre qui c'è la fame, c'è la fame. Ai 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 ai. Ogni atomica una boccia e i brividi sono l'umanità. Il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. Ci si ammazza il lunedì, si rapina gli altri. Guarda un po' che società, ipocrisia qua e là. Oh, non esiste morale, c'è per tutti un complesso, un problema del sesso e le persone serie che non raccontano storie le ha spedite in ferie. Questa terra è il monopolio delle idee sbagliate, qui si premiano quei film dove c'è un morto in più, si divorano i romanzi con il vizio a rate, c'è persino corruzione dove c'è lo sport. Ah sì, c'è corruzione anche dove c'è lo sport. Sì, dottore, ce n'è anche, c'è Vabbè, anche ma lì. diamo una bella speranza anche a Stia questo zitto, pubblico. la faccia andare avanti. No, ma fa parte della game. Ma che fa parte? Idiota deficiente. È come il telefono in Last Night di DJ Save My Life. Esatto, una volta c'era un pezzo When the DJ Save My Life e nel pezzo registrato c'è un telefono che suona, lo può. Ah, ma qualcuno aspetta sto telefono. Ve lo giuro, Aspettila! È vero, è vero, è vero. Esatto. Scusi, però guarda, poi se la va a cercare. Comunque, sì, no, lasciamoci con una parola di speranza. Lasciamoci con sicuramente. una parola di speranza che potrebbe essere la parola di speranza che ci vediamo tra 2 settimane. Sì, potrebbe Perché essere una già bella- essere insieme tra 2 settimane, voglio dire, non sarebbe neanche male, ecco. Sì, È già, sì, è già lo so. qualcosa. È già qualcosa, va bene, sì. Però possiamo anche... Grazie, grazie. E se noi... Aspetti, che tempo era questo, Mauro? no, Non l'ho perché capito Pavoletta neanche faceva il io, aspetti controtempo. che lo conto. Allora scusi, io che la canto, mi dia un tempo, lei io la canto. Ho E del se tempo. noi... Quello volevo. Tutti insieme in un clan ci uniremo, cambierà questo mondo se noi daremo una mano a chi ha più bisogno. Ci sarà solo
Grazie di cuore. Musica.